sono Zoccante Moreno, gestisco questo ristorante da genitori a figli. Io sono il nonno figlio, cerco di portare avanti il più possibile, il meglio, la tradizione di famiglia, assieme adesso a mia moglie e ai nostri 4 figli. Questo ristorante mantiene una tradizione familiare ancora dai genitori di Moreno, che hanno fondato dal 1957 partendo con una piccola tabaccheria che poi man mano si è trasformata in una trattoria e nell'attuale ristorante che accoglie da cerimonie anche come matrimoni, compleanni, battesimi e soprattutto però accoglie volentieri famiglie, avendo anche spazi numerosi con piatti tipici della tradizione, con prodotti locali della Lessinia, specialità i nostri risotti col tartufo, il capriolo con la polenta, la selvaggina, il baccalà con la polenta, pasta fatta in casa e tanti altri salumi tipici della zona. I fondi GAL Baldo Lessinia ci sono serviti principalmente, almeno all'inizio, l'idea era quello di comunque migliorare alcuni aspetti del ristorante, avendo anche una certa età ristorante, quindi alcuni aspetti semplici come la sicurezza. Abbiamo appunto cambiato la porta d'entrata mettendo la norma sia come misure come uscita. Ma poi l'idea che ci è venuta è proprio quello di creare e favorire un ulteriore ampliamento della nostra attività usando la parte dietro il ristorante che ci ha permesso, costruendo questo plateatico esterno, di introdurre un ristorante appunto esterno, una zona dove creare tavolini per pranzi anche durante il periodo estivo, in modo che la gente possa approfittare anche del bel panorama che abbiamo nelle nostre zone. La collaborazione con il GAL Baldo Lessinia per noi è stata molto buona, cioè ci ha fatto veramente piacere un po' conoscere questo sistema che ci ha permesso appunto di fare questi lavori per noi importanti. Ci sono state sempre delle risposte pronte e adeguate e noi speriamo che appunto queste occasioni continuino nelle nostre zone dove c'è bisogno a volte anche di una spinta, di una mano proprio per realizzare piccoli sogni che penso ogni attività abbia il desiderio di portare avanti. Un saluto dalla famiglia Zoccante, vi aspettiamo numerosi nella nostra Lessinia.